disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position. Di nuovo buon pomeriggio amici e amiche alla Visione d'Ascolto, un'altra edizione live del nostro audio video giornale con le notizie per quanto riguarda i fatti accaduti in Friuli Venezia Giulia. Dunque andiamo a vedere un po' le ultimissime che sono successe poco fa. Diciamo subito che paura questa mattina poco prima delle 12 a Bagnarola di Sesto Arreghena per un violento incendio che ha interessato un'abitazione a 2 piani. È stato il figlio della famiglia che occupa ad allertare i soccorsi. Il ragazzo, dodicenne, si trovava a casa per seguire in DAD le lezioni scolastiche quando ha percepito dal proprio olfatto un odore acre accorgendosi delle fiamme che avevano attaccato il tetto. Il tempismo ha fatto arresto per la sua vita. Sul posto sono giunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco, dal vicino distaccamento di San Vito al Tagliamento e dal comando di Pordenone. Rilievi di legge da parte della polizia locale. I danni sono ingenti. Aumentano i consumi elettrici in Friuli Venezia Giulia. A dicembre, secondo le analisi di Terna, il dato è in crescita del 6,4% rispetto a dicembre 2020 e del 7,9% rispetto allo stesso mese del 2019. Nel periodo considerato, la domanda elettrica regionale è stata coperta da fonti di energia rinnovabile per il 23%. La crescita, informa una nota, è confermata anche a livello industriale. L'indice IMCEI, elaborato da Terna, che prende in esame e monitora in maniera diretta i consumi industriali di circa 1.000 clienti cosiddetti energivori connessi alla rete di trasmissione elettrica nazionale, ha fatto registrare in regione un aumento del 13,3% rispetto a dicembre 2020. In aumento, aggiunge Terna, in confronto allo scorso anno i comparti di cemento calce e gesso, ceramiche e vetrarie e trasporti. Stabile la crescita dei settori siderurgia, legno e mobilio. Una panchina gialla per ricordare Giulio Reggeni. Il comune di Bolzano aderisce all'iniziativa promossa a livello nazionale da Amnesty International e sostenuta dal Consiglio di quartiere Europa Nova Cella su proposta del vicepresidente Lucu Cleodian. Collocata nella piazzetta antistante il centro civico Europa Nova Cella ed il teatro Cristallo, la panchina dipinta di giallo acceso spiega una nota, ricorda e indica l'importanza dei diritti umani e il pericolo della loro assenza. Dal 18 gennaio 2020, grazie a un progetto del liceo Leopardi Majorana, anche la città di Pordenone è diventata parte dell'ampio museo diffuso delle pietre di inciampo, distribuito in tutta Europa, con oltre 80.000 pietre in ricordo di chi è scomparso vittima della violenza nazi-fascista. In questo caso abbiamo un servizio. Anche la città di Pordenone è diventata parte dell'ampio museo diffuso delle pietre d'inciampo, distribuito in tutta Europa con oltre 80.000 pietre in ricordo di chi è scomparso vittima della violenza nazifascista. Meditate che questo è stato, ce l'ho detto Primo Levi tanti anni fa, dobbiamo sempre ricordarcelo, dobbiamo sapere e non dimenticare per evitare che accada di nuovo. Questo è il messaggio delle pietre d'inciampo, tanto più in questo caso dove una persona è stata rapita dalla sua famiglia, dai suoi affetti, dalla sua vita, perché doveva andare a lavorare per il Terzo Reich. Sono 9 in totale le pietre sino ad oggi collocate in città, oltre a quelle nei comuni limitrofi, e quest'anno altre 5 pietre si aggiungono a questo itinerario della memoria cittadina. Arturo Biasutti, Annibale Toffolo, Antonio e Romeo Pilat, Luigi Antonio Santarossa. L'anno scorso abbiamo posato la pietra di Giovanna Bacharach a Coltura di Polcenigo e invece quest'anno siamo un po' le tutor per i ragazzi che adesso stanno posando le pietre. Quest'anno abbiamo continuato con il progetto perché l'anno scorso ci siamo sentite molto coinvolte, soprattutto perché la donna di cui abbiamo parlato era una personalità molto forte e quindi abbiamo deciso di continuare anche quest'anno proprio per andare a chiudere, visto che quest'anno siamo in quinta e abbiamo la maturità, questo progetto e chiudere il nostro percorso in questo modo.
Ci sono tanti modi per onorare la memoria di quell'evento tragico che fu la Shoah. Ci si può limitare alla cerimonia istituzionale. Noi avevamo voluto fare qualcosa di più. Abbiamo voluto approntare un programma di musica, teatro per rendere viva la memoria, e anche questa iniziativa delle pietre d'inciampo, Museo a cielo aperto, che ricorda quelle vittime. Io sono convinto che l'Occidente sia vaccinato dal ritorno di quelle terribili ideologie, anche grazie a queste iniziative che rendono viva la memoria. E con questo servizio chiudiamo qui questa edizione live. Per le notizie flash, ulteriori aggiornamenti come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto, e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di serata. 4 per consumo veloce e dissetante, e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e 6 in pole position.